Buonasera, benvenuti a questo appuntamento di lettura. È un grande piacere avere qui stasera Noemi Saura e Emanuele Graus, che sono autori e curatrice di questo volume pubblicato da Vita e Pensiero, che si intitola La cultura pura. È una cosa in cui crediamo moltissimo come Liberos, anche se abbiamo sempre, diciamo, coniato il motto: con la cultura si mangia, ma la cultura pura credo che potrà essere il prossimo slogan per le prossime t-shirt. Ringrazio Fabrizio Frogia che modererà questa che diventa fino a una tavola rotonda, perché abbiamo accolto l'invito, la proposta di Noemi di coinvolgere le importanti esperienze territoriali di cura del territorio attraverso la cultura, e quindi ringrazio anche Giorgio Lucano di Campigarte, Alice Solo di Open Campus e Francesca Sasso di Noce Pesca. Adesso lascio la parola a Fabrizio e vi auguro buona serata. Siccome questa è una veste per me abbastanza inusuale, mi sono preso un po' di appunti. La prima cosa che mi viene da dirvi è che davvero a volte il caso si manifesta in volti davvero non scontati, sotto molte forme. In questo caso la forma è quella del libro, che mi è capitato tra le mani poi per volontà del curatore di Noemi. Qualche mese fa sono stato chiamato per capire se potessi in qualche misura interpretare questo ruolo e cercare di dare un filo logico a una cosa che, tra l'altro, in questo momento capita veramente a fagiolo per quanto riguarda lo stato attuale anche della mia vita professionale di operatore culturale. Ed è veramente un caso fortuito, perché, per chi non lo sapesse, sono uno degli allenatori di Monumenti Aperti e noi abbiamo germato molti anni fa un progetto che si chiamava Camun e che si è concluso praticamente 2 anni fa. E questo è un momento in cui invece, per caso, ci si è ritrovati a pensare, o meglio, a come ripensare alcuni spazi di città creando un nuovo progetto, una nuova sfida. E il libro capita veramente a fagiolo da questo punto di vista, perché è un racconto che in qualche misura fornisce una traccia per progettare nuovi spazi. Il sottotitolo del libro, Cultura Cura, è proprio progettare nuovi centri culturali in tempi incerti. E questi tempi incerti per la cultura in città e in regione sono incerti almeno da 15 anni. E quindi diciamo che ancora più forte è stato veramente bello il leggere pagina per pagina questo testo. Il testo è la narrazione di un progetto che è durato circa 6 anni, che adesso, l'anno scorso, anzi 2 anni fa, ha preso piede. È il progetto di Magnete. E la prima cosa che chiederò poi a Noemi è appunto partire dal nome, perché sono capannoni della ex Magneti Marelli, ripensati in un modo veramente straordinario, perché si è riusciti a mettere insieme un servizio sanitario di RSA con uno spazio culturale, con uno spazio dedicato al cibo e alla enogastronomia. Questi sono i 3 assi portanti di questa narrazione. E il manuale, il libro, è un manuale, ed è un manuale veramente che per noi, e tra l'altro in questa stanza ci sono 3 dei soggetti con cui stiamo pensando un progetto per uno degli spazi culturali, è veramente un manuale che ci consente di pensare anche alla nostra governance interna per ricapire un po' quello che è stato in passato e quello che potrà essere in futuro. Per cui è veramente, per quanto mi riguarda almeno, è stato un po' come leggere un romanzo. È un manuale d'uso per operatori, ma anche per policy maker, ma è veramente una storia vincente, fatta di tante cose. Intanto fatta di un assunto di base, che l'innovazione passa per il superamento di solo il noto. Cioè l'innovazione, anche in questo caso, è veramente un processo, ed è un processo che supera il prodotto. Per chi di noi ha vissuto un'esperienza all'Exma sa che ci siamo per lo più basati sull'innalzare la qualità delle cose puntando i prodotti che si proponevano. Questo libro
è veramente l'inversione del punto di vista. L'importante è mettere insieme esperienze diverse, completamente diverse, ibridabili, in un percorso che è faticoso, che è tenace, che è veramente l'eccesso della democrazia partecipata, che ha la necessità di un confronto quotidiano, ma che porta a un caso di successo. Almeno da quello che posso aver capito del libro, veramente Magnete sembra una magia realizzata. E concludo questo brevissimo intervento con... Ci sono molte parole magiche dentro il libro, e c'è una frase che poi mi ha colpito particolarmente, da cui vi direi di partire. Dentro il mare c'è il fiume. Ed è un'immagine bellissima perché ti fa capire che c'è un'immensità, ma l'innesco dell'acqua non salata che si insinua all'interno di quella salata crea delle correnti, dei vortici che mischiano cose che non sono compatibili, almeno in apparenza, e però lo diventano. Noi, che sei tu che devi prendere la parola. Tanto grazie a tutti, grazie per l'invito, grazie a tutti voi che state partecipando a questo dialogo, grazie a Fabrizio Frogia che così bene ha letto questo testo e ci permette oggi anche di fare delle riflessioni molto accurate e non generiche. Non so se partire dal primo punto che mi chiedete di commentare. Ovvero come da Magneti Marelli forse siamo diventati Magnete, e quindi molto velocemente forse bisogna dire che questo è un quartiere che sta nell'area nord di Milano, al confine con Sesto San Giovanni, è un ex vuoto urbano perché diciamo con le dismissioni delle industrie proprio della Magneti Marelli rimanevano concretamente spazi dismessi e da reinventare secondo dei principi di area vasta, quindi anche un po' di urbanizzazione. Un lato di questo quartiere che era già diventato residenziale dagli anni 80 e un lato che stava diventando residenziale negli anni 2000, dove comunque si sono verificati tutta una serie di fallimenti importanti che hanno investito la città di Milano, come forse avete anche sentito parlare, forse Santa Giulia, cioè cose importanti che poi sono state anche riportate a livello nazionale, perché sono stati tanti incidenti di percorso. In quel caso una struttura a ferro di cavallo già destinata fin dall'inizio nel disegno urbanistico a residenza sociosanitaria per anziani era un fallimento, è stata recuperata dal comune e poi interviene una mega cooperativa di Parma, Proges, proprio per riprendere in mano con un contratto di gestione che devo tenere vicino il microfono, nonostante noi di voi 60, però va bene. Comunque un pochino più vicino. E Proges interviene facendo il suo, perché Proges già naturalmente come mega cooperativa veramente gigantesca lavorava nell'ambito sociosanitario, solo che, e questo l'abbiamo dato come spunto anche nel libro, per guidare molti degli interventi, perché è un libro corale che prende questa storia sotto tanti punti di vista, perché sono diversi gli attori che intervengono in qualche modo in questa avventura. E c'era un'anomalia all'interno di questo spazio a ferro di cavallo, si trova un auditorium. Che te ne fai di un auditorium a fine degli anni 20, eravamo nel 2017, diciamo così, che cosa te ne puoi fare? Ci sono i termini per poterlo gestire, come propriamente si gestisce l'auditorio, c'è una possibilità di lavorare sul modello di business? La risposta da tipo subito è no. Quindi questa domanda era chiaramente una domanda proprio come a dire, mo che facciamo? Allora lì interviene un po' l'intelligenza di questa cooperativa, Proges, l'intelligenza di una società di consulenza che qui è rappresentata da Emanuele Grau, che lavora proprio sull'innovazione sociale, su produrre impatto sociale, lavorando sui termini dell'innovazione, e interviene un altro soggetto che è Fondazione Carico. Fondazione Carico come fondazione bancaria, dire ente filantropico, stava già lavorando su quel quartiere che
prendo una parentesi un attimo, vi dico che caratteristiche ha rispetto a Milano e perché è interessante quindi impiantare questo tipo di quartieri anche un po' così come delle navicelle spaziali, questi centri culturali, no? E lì c'è la Fondazione Calibro che stava già lavorando di mappatura e di ricerca con il Politecnico di Milano, con un vasto programma che andava a intervenire anche sulla disseminazione di interventi culturali, sia sostenendo e finanziando soggetti presenti nel territorio, sia portandone altri che magari, che ne so, la Scala o il Piccolo, faccio per farvi degli esempi, vanno a chiedere di finanziamento, semplicemente sono naturalmente finanziate da Fondazione Carico, perché a volte compartecipa addirittura al CDA di questi enti, però si dice anche ok, ma tu mi porti per qualcosa in più. Questo è stato, come dire, un modello di fondazione per molti anni, è diventato un po' l'occasione per capire come far atterrare anche in questo quartiere un tipo di centro culturale che chiamavamo community hub, usando queste due parole inglesi, che in realtà se le portiamo su una ricerca di Google, cerchiamo community hub, che ne so, in Inghilterra, Germania, Francia, dove volete, in Olanda, non troviamo un equivalente. Quindi community hub è un modo italiano, diciamo così, per dire living lab, o diciamocelo in italiano, per dire un centro di aggregazione che riesca a lavorare bene su collanti sociali, che riesca a lavorare bene sulla costruzione di relazioni, sul dare vita, incentivo, moltiplicazione, rigenerazione delle relazioni, con una leva che è quella culturale. Perché la cultura? Perché spesso la cultura riesce a produrre diversi livelli di partecipazione, di accesso, persino andando a, come posso dire, creare nuovi pubblici. Siamo forse in questo caso, e qui poi passo la parola sicuramente agli altri interventi, solo dicendo che Adriano è un quartiere molto strano per Milano. È già cambiato nel tempo, ma nel momento in cui noi lavoravamo, iniziavamo a lavorare ad Adriano nel 2017, dovete immaginare palazzoni e strade ad alto scorrimento, cioè mancava tutto quel tessuto che normalmente produce anche in modo naturale quel minimo di socialità, dal commercio di vicinato, allo slargo nella strada dove o ciao ci si incontra, si fanno due chiacchiere, e cose di questo tipo che lo sappiamo benissimo, che ci aiutano nel produrre quella socialità che comunque aiuta anche la qualità della vita. E quando aderiamo a questo mancava ci trovavamo non tanto in un quartiere disagiato per indici socio-economici, fra l'altro uno dei quartieri più giovani di Milano, ma ci trovavamo in un quartiere dove forse mancava servizi, c'era una rarità di servizi rispetto alla densità che servizi per le diverse fasce di popolazione esistono in città. Ed è su questo che abbiamo cercato di intervenire. Sì, per fare un parallelo rispetto alla nostra realtà, quello che mi sono immaginato è un po' come doveva essere Pizzeggerra 15 anni fa. Palazzi appena costruiti, molto alti, con una densità abitativa per un pubblico più giovani, con un enorme spazio naturalistico che è il Monetaggio, Sicilia Poetto, ma con dietro la 554 e un'assenza quasi totale di servizi di recreazione. Questo è un po' l'immaginario a cui mi sono appunto figurato. Delle suggestioni e delle memorie del quartiere di Adriano diventano praticamente poi questi 6 anni di case history che però sono veramente utili anche per spazi di cui abbiamo ben consapevolezza in città. Se pensiamo che semplicemente la manifattura tabacchi è usata per circa un terzo, forse metà, ma un'altra metà per ripensare ex novo, ma così con le decisioni che l'amministrazione comunale di Cagliari ha fatto di recente con l'Expo, il Castello e altri spazi che ci sono, questo tipo di analisi, questo tipo di narrazione sono straordinarie per immaginare nuovi scenari. Per il vero valore del libro non è tanto la storia di un quartiere, ma è un libro guida come manuale d'uso per esperienze replicabili. E in questo Shift On sicuramente qualcosa ci può spiegare, soprattutto spiegarci come si arriva
alla cura come cultura e la cultura come cultura. Grazie Fabrizio. Abbiamo proprio giocato su queste due parole proprio perché l'idea non era semplicemente creare un modello che tenesse insieme cura e cultura, quindi da un lato la RSA l'ultima generazione e dall'altro diciamo, un community hub per mantenere le stesse parole rivolte diciamo, alla comunità, ma l'idea era di creare un modello integrato, quindi l'idea è che la comunità si potesse prendere cura diciamo, del mondo di quel modello integrato stretto sulla cura, proprio che si su cui basa diciamo, il suo modello di business, e dall'altro la cura stessa, quindi il mondo di cura, potesse essere diciamo, una suggestione per un mondo che invece arrivava dalla comunità. Quindi sono immaginati un modello integrato, osmotico, che potesse in qualche modo far gioco l'uno all'altro. Quindi non è un modello a silos, ok? Era troppo semplice e poco innovativo. Come dire, far convergere all'interno dello stesso immobile servizi diversi, ma la sfida è stata quella invece di inventarsi dei servizi che consentissero a questi due mondi di essere in comunicazione in modo osmotico, facendo un gioco positivo l'uno verso l'altro. Questo è un pochino il modello che ci siamo immaginati. Come dicevano i miei amici, l'idea in questo contesto che vi ha descritto, che quindi è stato forse pensato, forse più per le auto che per le persone, no? Quindi, come noi abbiamo descritto, delle strade di percorrenza, molto larghe, dei palazzoni molto alti. L'idea era proprio quella di ritrovare invece la dimensione umana, ritrovare il luogo di incontro, ritrovare la bellezza di quando siamo in un centro abitato molto piccolo e attraverso quei vicoletti girare l'angolo e scoprire una bottega, una persona, un servizio di cultura. Quindi in questo contesto diciamo più fatto per le auto e per i grandi palazzoni, l'idea appunto nel micro di ritrovare una bellezza della società. Come l'abbiamo fatto? Siamo partiti dalla comunità, dai bisogni della comunità, quindi nulla di tutto ciò che oggi è Magnete, o quasi non è stato calato dall'alto, ma è il risultato di qualche cosa che abbiamo scoperto con quella comunità. Quindi, questo progetto ha previsto una parte di ricerca, diciamo, siamo partiti dalla ricerca fatta del DASSO, dal Politecnico, e ne abbiamo integrata un'altra, quindi andando a verificare in quel contesto quali erano i bisogni, quali erano le sfide sociali, quali erano i desideri, i desiderata no, di questa comunità, e abbiamo utilizzato la metodologia del co-design, che significa progettare insieme. Quindi, la comunità, gli esperti, il committente, Fondazione Cariplo, hanno partecipato attivamente a questi momenti di co-progettazione e via via questo processo ha portato ad immaginare un luogo che teneva in sé, in seno, diciamo, il contributo di tutte le parti in gioco. Quindi la cooperativa che ha investito in quel luogo, il proprietario dell'immobile, Fondazione Cariplo che si è offerta di cofinanziare i servizi, abbiamo coinvolto le istituzioni, abbiamo coinvolto degli esperti, quindi tutto ciò che è il risultato di Magnete è stato proprio un processo organico, partecipato, dove siamo andati a definire appunto un concept che è stato il risultato di ciò che abbiamo scoperto. Ecco, non so se forse come primo passaggio. Perfetto. Sì, quindi torniamo un po' ai temi dell'innovazione. Alice, tu mi sa che sei una protagonista con Open Campus, e sui temi dell'innovazione chiedevo sia a te che a Francesca di Notte Fresca cosa è stato per voi intanto l'innovazione e come si immagina l'innovazione e poi che tipo di alleati avete trovati, perché il tema dell'alleanza è un altro dei temi che corre fortissimo all'interno del libro e quindi partirei dal vostro lato per parlare di questi due aspetti, l'innovazione e l'alleanza. Dunque, sì, sicuramente io sono, diciamo, rappresento
un'esperienza che è un po' limitrofa al campo della cultura. Che cosa consiste, diciamo, che cosa si è manifestata per noi l'innovazione? Dunque, noi avevamo a disposizione questa grande area che è la sede di Tiscali, l'headquarter di Tiscali, che credo che tutti più o meno conosceranno, che è alle porte di Cagliari, a 2 chilometri dal centro di Cagliari, in un'area naturalisticamente bellissima, perché si chiama Failletta. Infatti la gente dice vado a Failletta per dire vado proprio in campus o vado a Tiscali. Quindi di fronte alla laguna, in mezzo a un parco naturalistico di ulivi, macchia mediterranea, eccetera. È anche un edificio, si parlava di bellezza, è proprio un edificio di comunque una bellezza sicuramente oggettiva, anche dal punto di vista architettonico è forse uno degli esempi più interessanti di architettura contemporanea del Sud Sardegna, fatto con questo mix tra tradizione, innovazione, materiali locali. È veramente un posto molto bello, che però per tanti anni era la sede di Tiscali. Nel tempo l'azienda si è molto ridimensionata, quindi a un certo punto molti degli spazi dell'azienda erano vuoti, liberi. Quindi nel 2013 abbiamo deciso di aprire questo campus all'esterno, per questo Open Campus. Da lì è nato il primo embrione di spazio di coworking, che alla fine oggi è un'azienda che a Tiscali, diciamo, con Tiscali ha un rapporto paga-affitto per utilizzare gli spazi. Nel nostro caso l'innovazione è stata ripensare completamente questi spazi, che prima erano degli spazi molto istituzionali, utilizzati in un certo modo, a un certo punto sono diventati degli spazi aperti. Quindi, per dire, prima le persone che utilizzavano lo spazio erano persone che entravano beggiando, ok? Adesso invece ovviamente gli abitanti del co-working sono persone che fanno una vita lavorativa completamente diversa, molto spesso autonoma, o comunque hanno delle politiche che dipendono dall'azienda in cui lavorano molto più aperte, libere. Quindi per noi innovare voleva dire cercare di capire come si stava trasformando il mondo del lavoro e offrire dei servizi che rispondessero alle esigenze del mondo del lavoro contemporaneo. Quello che penso oggi è che diciamo che oggi da quando è caduto totalmente il tabù del lavoro da remoto, quindi con la pandemia, se tu chiedessi a tutte le persone che frequentano i nostri clienti, che frequentano il nostro spazio di coworking, li chiamo clienti che sono anche clienti, perché vieni in ufficio? Perché vieni in Open Campus a lavorare? Perché la maggior parte di loro potrebbe stare a casa, perché tutti lavorano in aziende tecnologiche, digitali, che hanno delle politiche di smart working. La maggior parte di loro viene perché nell'andare in questo posto trova un valore aggiunto. Tendenzialmente questo valore aggiunto sono le relazioni, e quindi il confronto, cioè la relazione ti serve anche per avere una percezione di te stesso, no? Se stai sempre in casa da solo, proprio a un certo punto perdi un po' anche chi sei, dove sei, cosa fanno gli altri che fanno magari un lavoro simile al tuo, e quindi comunque la ricerca della relazione, e poi il fatto di essere in un contesto bello, la bellezza, cioè, e quindi a volte proprio stare bene nell'andare in un posto dove puoi mangiare all'aperto, fare una call guardando la laguna, piuttosto che spesso stare nelle proprie case, che magari non sempre rappresentano esattamente il posto più bello dove vorresti stare durante tutta la giornata. Quindi un po' per noi innovare è stato questo. Buonasera. Allora, vi presento in breve il progetto che porto avanti, che si chiama Luce Fresca, ed è un programma di residenze artistiche internazionali nei borghi rurali della Sardegna. Cosa vuol dire innovazione per noi? In questo momento abbiamo sede a Milis, in provincia di Vissaro. Per me innovazione ha significato innanzitutto la necessità di cambiare modalità di lavoro. Venivo da circa 15 anni come operatore culturale che ha lavorato sia nell'ambito della pubblica amministrazione, quindi collaborando con parenti pubblici sempre nell'ambito culturale,
e nell'altro canale che era quello del settore non profit, delle associazioni culturali. Queste due vie in un certo senso non mi portavano dove volevo, per varie ragioni, e quindi sono passata alla via imprenditoriale. Questo ha significato per me innovazione innanzitutto della mia mentalità, del mio modo di lavorare. Innovazione perché dovevo raggiungere alcuni obiettivi. Uno dei miei desideri era la continuità dell'offerta culturale sul territorio. Quindi lavorando come nel settore no profit ero dipendente insomma dal finanziamento pubblico, lo sappiamo, dalle politiche culturali, che erano comunque altalenanti, che non mi consentivano di lavorare su lungo periodo in un territorio, cosa che avrei voluto fare, perché vedevo che ogni progetto che portavo avanti aveva dei risultati molto evidenti in breve tempo, ma poi magari di guardare via per quel comune non investiva più su quel progetto, e quindi iniziare da zero in un altro luogo, eccetera, eccetera. Solo un piccolo aneddoto che mi ha fatto anche un po' riflettere all'interno di una residenza che organizzavo per conto di un'associazione culturale in un borgo in via di spopolamento che si chiama Via di Santa Vittoria. Allora, abbiamo ospitato due artisti, una brasiliana e una islandese. Sono stati 2 mesi, hanno fatto dei progetti, hanno interagito con la comunità, dopodiché sono andate via e anche noi, perché non c'erano più finanziamenti su quella linea. E cosa è successo? Il carnevale successivo c'è stata una sfilata tradizionale che fanno ogni anno con i carri. All'interno di questi carri c'erano dei vari costumi e quell'anno c'erano 2 nuovi costumi, che erano 2 persone travestite dalle artiste che erano andate in residenza. Quindi erano proprio vestite, cioè l'islandese aveva fatto una performance vestita di giallo e quindi allora questa persona si era vestita di giallo, la brasiliana era una persona normalissima, e l'hanno invitata esattamente come era lei. E questo mi ha dato l'idea, ok, quindi questa esperienza, cioè, ha lasciato un segno in qualche modo in queste persone, tanto che hanno voluto immortalarlo in un loro rituale, insomma, che fa parte della loro identità, percorso comunitario, però allo stesso tempo era anche qualcosa di talmente diverso da loro, talmente lontano e strano, da diventare una maschera di carnevale, che poi l'anno dopo probabilmente non ci sarà più stato. Quindi insomma il mio desiderio era quello di rendere meno esotica la cultura, ma farla entrare nella quotidianità della vita di un paese e questo lo potevi fare solo stando sul posto, sul lungo periodo. E quindi per me l'innovazione è stata anche questa, essere in grado adesso di aprire almeno 6 mesi all'anno e offrire ogni giorno agli abitanti di un piccolo paese la possibilità di confrontarlo non solo in un evento, perché noi in Sardegna abbiamo avuto una fase importante quella degli eventi, no? I grandi eventi, i festival, la cultura si è concretizzata soprattutto in questo modo, non lo so. Per cui molti paesi, grazie a questi festival, sono diventati noti. Prima non li conosceva, pensavo per chi, da voi. Però, appunto, i festival duravano 3 giorni, tutto il resto dell'anno, infatti questi festival si stanno concretizzando, c'è sempre più attività durante l'anno, preparatori, eccetera. Insomma, volevo andare oltre questo modello qua, la cultura non come un evento, ma come qualcosa che è tutto il giorno. Quindi questo per me è stata la principale innovazione. Perfetto, tre suggestioni. Sono stato un po' a Cosenza, che è un posto molto simile al centro Sardegna. A Cosenza un sindaco illuminato ha costruito 12 unità immobiliari con una parte bassa su una strada nuova del lungo fiume che attraversa la città, e nella parte bassa c'è la residenza per l'artista che ha nella parte superiore di queste unità abitative la sua residenza. Ha funzionato per 1 anno e poi non hanno trovato un animatore per animare queste 12 unità.
Io lancio una sfida. Ragioniamo se Noce Fresca non può essere contaminatrice di un'esperienza cosentina, perché il know-how ce l'hai, l'innovazione lì l'hanno vista in un lampo, ma uno degli animatori culturali con cui sono stato in relazione lì mi diceva appunto che ci manca una spinta che non può essere qui, perché come al solito poi nessuno è profeta a casa sua. Per cui potremmo davvero diventare noi invece quelli che germinano qualcosa in quel territorio. Sì, diventare attivatori, perché hai detto un'altra parola magica, i rituali. All'interno del libro i rituali e le alleanze sono due dei concetti che ricordo più spesso. Non so se Chilton o Noemi possono approfondire questo passaggio prima di arrivare all'innovazione di campi d'arte. Quindi hai detto alleanze E rituali. e rituali. Inizierei dalle alleanze. Per spiegare forse una cosa, avevamo queste metature, mettiamola ancora un attimo in forma questa cosa. No, 15.000 dicevamo, vero? Complessivamente 15.000 l'intero complesso. Però l'auditorium molto meno, l'auditorium siamo sui 200 metri quadri, quindi non stiamo parlando di migliaia di metri quadri, no? Se penso all'intervento del Trotter, mi sembra 3-4 mila metri quadri, sto parlando sempre di Milano, probabilmente le varie altre realtà, anche cagliaritane, sono sicuramente svariate, sono alcune di queste sono molto ampie, non so, l'ex manifattura. Per darvi esatto una dimensione, 15 metri quadri è tutta la manifattura, 3.000 metri quadri parliamo del Lazzaretto e del Ghetto, Sì, sono enormi. e 2005-2007 l'ex man. Sì. Così avete proprio delle dimensioni. E quindi i 200 di questo auditorio, a cui possiamo immaginare un annesso di circa una cinquantina di metri quadri, anche malmessi, dove poi è stato alla fine magicamente ricavato il bistrò, non sono delle letterature che permettono di dire, beh, faccio la casa della mia associazione, tu metti lo spazio per il tuo teatro, tu fai l'ufficio per la tua organizzazione e via dicendo. Cioè non si poteva fare più un ragionamento per cui ognuno si prendeva il suo recinto, diciamo così, faceva la sua stanzetta e metteva in evidenza con un cartellino proprio un orticello entro il quale portare avanti le proprie attività. Avevamo proprio bisogno di superare questa idea di divisione di metri quadri ed entrare dentro un'idea di lavoro sulle esperienze di chi? Prima di tutto sulle competenze di chi partecipa a questa gigantesca call, gigantesca per la intensità del processo che ci ha permesso di portare avanti, per la lunghezza, per una serie di dimensioni che siamo riusciti a mettere in fila. E ci ha permesso di portare avanti l'idea di mettiamo insieme le competenze di diverse persone, sì, mettiamo insieme i pubblici di queste diverse persone, perché in un quartiere, forse questo è un tema che possiamo allargare, fuori da Milano e fuori da quel quartiere di Milano. C'è un ragionamento di non parlare, già convertiti, ci dicevamo oggi, immagino, con Francesca Casula, cioè abbiamo bisogno di trovare nuovi vie, nuovi mezzi per lavorare sui nuovi pubblici, su quelli che attualmente sono dei non pubblici, ma potrebbero diventare dei nuovi pubblici. Allora il lavoro degli alleati, no? Ci dicevamo, è la parola magica, nasce dal fatto che se la maggior parte delle organizzazioni prevalentemente pubbliche, devo fare ancora un affondo un po' tecnico, lavora su messa a bando, per cui tu, anche di questi giganteschi spazi, per cui tu anche nelle situazioni migliori, così è stato per l'ex convitto del Parco Trotter, un'area speciale per Milano, perché lì c'è una scuola storica, elementare, che nasce ai primi del Novecento con tutte delle caratteristiche molto innovative tutt'oggi, figuriamoci ai primi del Novecento, con un grande parco, tante strutture, e addirittura un ex convitto, quindi diverse migliaia di metri quadri che in quel caso erano proprietà dell'ente pubblico che dovevano essere messe a gestione. In questo caso che cosa fa un ente pubblico?
pubblico lavora sul bando e ti dice partecipa al bando. Cosa fa normalmente il tessuto civile di una società fatta dal terzo settore prevalentemente, perché poi a questi bandi possono partecipare solo soggetti del terzo settore, a meno che in un ambito non si riesca in qualche modo a inserire anche qualche impresa. E generalmente le imprese farebbero bene, ma ci sono proprio dei vincoli di carattere amministrativo per poter fare tutto ciò. Allora a quel punto partecipano atti, spesso di gente che si conosce, punto di domanda, sì, sicuramente si conoscono, hanno già lavorato insieme? Non è detto. E quindi nei casi migliori, e di nuovo vi cito questo esempio milanese molto interessante perché ci permette di fare una comparazione immediata all'interno dello stesso programma, con lo stesso canale di finanziamento quasi, di cofinanziamento, in quel caso era partito un enorme percorso di coprogettazione tra persone che gioco forza sono anche diventate delle alleate, persone, soggetti e organizzazioni. Nel caso di Magnete abbiamo potuto, voglio dire, abbiamo potuto fare un ragionamento molto differente, un ragionamento che è stato più libero, più di apertura verso l'innovazione effettiva dei processi e dei cambiamenti. La call era aperta a organizzazioni che dovevano rispondere a delle sfide precise. Avevamo individuato un concept che era cura come cultura, cultura come cura. Questo concept era anche figlio della pandemia, ci metteva quindi nella situazione di poter ripensare più profondamente, più radicalmente, dico proprio questa parola, andando proprio alle radici della cultura e andando anche alle radici della cura. E le tre sfide erano una legata alla cultura come area e ambito di ricerca e di produzione e di inclusione di nuovi pubblici, una era legata alla formazione come area di strutturazione di percorsi nuovi di coinvolgimento per soprattutto le nuove generazioni, e una era legata al cibo come collante di aggregazione. Questi tre pilastri chiedevano alle organizzazioni con le sfide di poter ragionare e produrre proposte. In un bando normalmente prodotto da un'organizzazione pubblica con dei vincoli amministrativi, questo porta a dire scelgo il migliore o scelgo la migliore cordata. Lo abbiamo sparigliato le carte. Tra l'altro, in alcuni casi, posso dire, toccando dei punti critici, cioè una parte del terzo settore è abituato all'idea della cordata e quindi una parte si è presentato in cordata. Noi abbiamo scomposto la cordata, cioè ci interessava che ognuno potesse portare di molto buono e infatti il nostro processo, poi lascio la parola di Manuel proprio per parlare dei rituali che sono essenziali quando stiamo parlando di nuove comunità, perché se il carnevale è un rito antico delle comunità tradizionalmente insediate nei territori italiani e non solo, abbiamo bisogno di nuovi rituali che ci permettono di riconoscerci come comunità di pratiche, per esempio, se siamo delle organizzazioni che hanno bisogno di imparare a lavorare insieme. E in questo caso abbiamo scelto uno di selezionare il migliore in assoluto, e selezionare di ogni idea, di ogni progetto, di ogni presentazione, le migliori parti in assoluto. Quindi poi è partito un processo di coprogettazione, di co-design, come appunto stavo anche anticipando Emanuele poco fa, dove il rituale ha preso grande forza, direi. Immaginatevi quindi di avere una serie di realtà che non si conoscono, che rispondono appunto a una chiamata all'azione, portando delle progettualità per questo luogo ancora teorico, ancora astratto, dove ognuna di queste realtà diciamo, sui tre temi, che non mi ricordo se li abbiamo nominati, ma è una formazione innovativa che sto per riguardare forme culturali di cibo, hanno portato appunto delle proposte di progettualità. Come è stato detto, non è stata fatta la selezione del migliore, ma ci siamo interrogati su come poter fare un sistema mettendo insieme tutte queste realtà, più di 20, che hanno partecipato a questa cosa, creando diciamo, un luogo che potesse rispondere a ciò che ci eravamo immaginati della fase precedente in questo concept. Qui è rituale di impregnazione, nel senso che come si fa un foglio bianco dove immaginatevi dei puntini su questo foglio bianco
che rappresentano le singole realtà, e vanno create delle connessioni di senso tra tutti questi puntini, no? Che entrano a far parte di un sistema che vuole erogare dei servizi, che vuole avvicinare dei pubblici, che vuole fare qualcosa di utile, che abbia un impatto in quella comunità. Questi sono i rituali, quelle connessioni di senso tra questi puntini sono i rituali, quindi sono quegli inneschi magici in cui l'organizzazione, la comunità si riconosce, che si ripetono e che diventano parte di quella cultura organizzativa. Quindi significa iniziare a posizionare queste realtà nel livello giusto rispetto alle loro competenze, rispetto alla loro unicità, rispetto a ciò che erano già eccellenti nel fare altrove, quindi portarle in maniera di creare tutte queste connessioni di senso. Questi rituali sono delle cose, sono diciamo, degli avvenimenti anche molto pratici. Capisco che ho fatto una descrizione forse un po' astratta, ma siamo proprio partiti da questo. La progettazione è anche progettare, vuol dire anche proiettarsi, quindi anche spingersi oltre, immaginarsi come far accadere delle cose in un modo nuovo. E appunto queste connessioni di senso diventano parte di questa cultura, quindi momenti di ascolto verso la comunità per raccogliere continuamente nuovi bisogni, nuove esigenze, momenti di ascolto che si ripetono all'interno di questo sistema, che iniziava già a diventare una prima bozza di governance, ok? Rituali anche per misurarsi la temperatura e per adeguarsi. Cioè, quello che voglio dire è che in questo progetto ha fatto proprio parte del processo fare scoperte continue e modificarsi continuamente. Non crediamo che esista un modello unico per mettere insieme così tante realtà in un modello così innovativo, ma crediamo che alla base ci debba essere un processo capace di rimanere in ascolto continuamente, capace di modificare l'organizzazione continuamente e di migliorarsi. I rituali aiutano, sono come se fossero dei checkpoint che ti aiutano a capire a che punto stai e sono i luoghi per modificarsi. Non so se sono stato troppo assordato. Per esempio, sì, chi è che mi ha fatto la domanda che mi piace parlare al viso? Ecco, scusi. Sì, assolutamente. Per esempio, questo luogo abbiamo detto che voleva rimanere in ascolto con la comunità, no? Non voleva prendere decisioni in termini di servizio, di palinsesto, rispetto a delle convinzioni dei partner che ne hanno fatto parte. Uno degli esempi è un tavolo di comunità, quindi si è deciso che c'era un tavolo di comunità, quindi un momento di incontro che si ripete nel tempo, dove partecipano alcuni degli alleati di Magnete, partecipano alcune organizzazioni, alcuni cittadini del quartiere e quello diventa il luogo per raccogliere dalla comunità continuamente suggestioni, bisogni, come input. Un attimo, che secondo me è anche interessante rispetto alle realtà del territorio. E abbiamo fatto un percorso nell'ultimo anno, mentre più o meno le scritture del libro, un pochino prima probabilmente, di curatela partecipata. Questo è uno spazio che si distingue per non avere una direzione artistica, per esempio. Vi faccio questo che è un esempio molto concreto. Cioè, molti degli spazi culturali italiani, non in tutti, ma in molti degli spazi culturali italiani c'è un curatore in carica, diciamo così, che fa direzione artistica, quindi sotto la sua scelta avviene una definizione di un calendario. In questo caso, con Chifton abbiamo proprio assunto un ruolo che è un po' di coach, potremmo quasi dire, di allenamento, perché le realtà che lavorano con noi e che lavorano dentro Magnete, che hanno fondato l'impresa sociale Magnete, hanno alte competenze. Semplicemente noi serviamo forse per mettere insieme degli straordinari giocatori e per fargli fare squadra, no? Allora, in questo caso abbiamo lavorato proprio sulla costruzione di un tavolo di curatela partecipata, dove l'aspetto più interessante è questo. Se noi immaginiamo che in una call, in una chiamata, in un bando,
partecipano 20 importanti organizzazioni. Io non so voi, ma ognuno di noi, a me sicuramente vengono subito i capelli dritti dicendo, beh, e come si organizza? Com'è che si dice? Cioè, voi mi avete capito, 100 teste, insomma 100 capelli, 100 idee, tutte diverse. Come faccio a mettere insieme queste 20 organizzazioni e assicurarmi una leadership chiara, un coordinamento, una direzione, un aspetto anche organizzativo, di manutenzione quotidiana? In questo caso noi abbiamo immaginato una governance, l'abbiamo sempre chiamata così, a intensità variabile. Un gruppo stretto, e poi l'abbiamo in qualche modo condotto, mettiamola così, verso una emersione dei talenti, affinché fosse chiaro che un gruppo ristretto poteva prendersi oneri e onori della conduzione effettiva di questa bella veleggiata, di questa bella navigata. E lì è la impresa sociale Magnete, poi vi diciamo anche da chi è partecipata, ma poi c'erano tutte le altre organizzazioni e anche altre nuove del territorio, compresi i singoli cittadini. Come partecipano loro? Come entrano dentro questa curatela partecipata, dentro questa organizzazione un po' allargata? Perché ci sono degli spazi dentro i quali si può entrare e lavorare più nella co-costruzione dei calendari di attività, nei calendari teatrali. Per esempio, una delle organizzazioni che si chiama Ecate in questo momento sta portando avanti un percorso interessantissimo che vede anche proprio delle giurie teatrali partecipate da ragazzi che non hanno più di 25 anni, per intenderci. Molto difficile riuscire a mettere questa fascia d'età, 18, 25, 18, 28, nella effettiva partecipazione, costruzione, attivazione culturale. Loro addirittura visionano spettacoli teatrali e poi scelgono il calendario da portare in quartiere. Un'altra organizzazione che è ISNAVA, quella che a te piaceva molto per la citazione, Industria Scenica, ISNAVA Miranda, che è un italo-portoghese, diciamo, la maglia italiana viene dal Portogallo, quindi si porta dietro assolutamente tante culture, no? E tante citazioni. In questo momento sta portando avanti un Fab Lab. Qui abbiamo un altro tipo di costruzione di rituali e di partecipazione, che è legato al fatto che ci siano diverse generazioni che lavorano insieme sul cucito, con una sarta professionista che mette un po' degli anziani anche del RSA in gioco con giovani e con persone del quartiere. Quindi c'è un'osmosi veramente a 360 gradi, assume ogni volta un significato diverso, a volte una riunione, a volte un tavolo di progettazione, altre volte una giuria partecipata, altre volte è una macchina da cucire intorno alla quale le persone si incontrano. In sintesi potremmo dire che esattamente come succede per preparare la festa del santo o il carnevale, ha molto a che fare con la capacità di darsi ripetizione di momenti di incontro con costruzione di obiettivi comuni. È banale, lo so, però poi non è facile da fare. Quindi implica una guida e una conduzione non così scontati quando poi maneggiamo comunque termini come sostenibilità economica, gestione di nuovi pubblici, lavoro sull'innovazione che ha a che fare sui format, sulla ricerca e mille altre cose. Approfitto, visto che c'è stata questa richiesta di competenza, per rubare 3 minuti per raccontarvi una storia che non so se a tutti è chiarissima, ma a me lo è molto, lo credo. Allora, nel 2014 a Cagliari vince le elezioni e quel sindaco è stato eletto sostanzialmente da una fascia di popolazione decisamente più giovane rispetto a chi gestiva gli spazi culturali in quel momento, cioè anche io. E noi eravamo visti sostanzialmente come quelli da non combattere, ma con cui confrontarsi in maniera abbastanza forte. E l'esigenza dell'amministrazione comunale appena insediata è stata quella di trovare una formula per cui quelle energie si potessero esprimere. Quindi cosa è successo?
il primo dialogo con quella giunta è stata: siete stati bravissimi, però che si fa ora? Grazie a un genio, veramente un genio, un amico che ora non c'è più, Floris, da Luca Floris, ci siamo inventati il laboratorio 5. È una cosa molto simile a quella che vi hanno appena descritto, cioè abbiamo chiamato a raccolta tutti gli operatori culturali in città a ragionare con noi e a raccontare cosa voleva dire gestire uno spazio come l'Exman, come il Ghetto o come Castello di San Michele, cioè 500.000 euro all'anno di gestione. Nessuna delle associazioni culturali di quella fascia giovanile poteva mai pensare di affrontare una sfida di quel genere, perché l'amministrazione pubblica, di contro, quando fa il bando, ha bisogno di avere qualcuno che ha competenza certificata, esperienza alle spalle, un conto corrente di un certo tipo, delle garanzie personali, insomma una serie di cose che rendono impossibile a Mosè Fresca o ad altre esperienze come quella semplicemente ad accedere alla possibilità di dialogo. Il laboratorio 5 ha consentito a tutti di offrire quello che loro nel libro all'inizio dicono essere stato il punto di partenza, cioè il manifesto comune. Ti do la possibilità di esprimere la tua progettazione o progettualità culturale all'interno di un contenitore che comunque si regge da sé o comunque ti dà la possibilità di... Non ti posso consentire di gestire 10 metri quadrati perché gli spazi non sono ad uso privatistico, perché non ci sono banalmente. Anche l'Exman, che ha 3.000 metri quadrati di spazio all'aperto, ha 3 stanze e 3. Quindi non puoi far ruotare 10 associazioni culturali, ma puoi far ruotare 100 progetti culturali su 365 giorni per fare in modo che lo spazio si animi. In quel momento quella giunta aveva una lucidità che ha consentito di trovare uno strumento che allora si chiamava finanza di progetto, per cui non è nato quel bando, è nata una cordata con dentro tutti, con una governance partecipata, con una curatela collettiva, in cui il progetto è stato vincente per circa 9 anni. Cosa è successo nel frattempo? È successo che le giunte successive hanno pensato bene di dividere ciò che era unico. La città aveva tra virgolette, un nucleo omogeneo di offerta culturale distrettuale. C'era un consorzio, altri soggetti giuridici, un biglietto unico, cioè c'era un'offerta che in qualche misura era omogenea. Nel momento in cui dividi i bandi per centro, e quindi quello che era, rendi impossibile la narrazione collettiva di un luogo unico, ma metti le persone a doversi fare concorrenza. E quindi, se questo lo unisci con il fatto che di delibera in delibera aumenti il costo del metro quadro per chi deve noleggiare spazi, per delibera di giunta, e raddoppi il biglietto per entrare sulla torre di San Pancrazio da 2 euro a 5 euro, l'effetto netto è che la quantità di visitatori che hai un anno per l'altro è esattamente la metà. È vero che rimane invariato l'incasso di cura, però hai dimezzato la capacità banale degli studenti di andare in laboratorio. Quindi una serie di scelte che sembrano slegate tra loro, hanno condotto al fatto che poi alla fine, sempre nel pensare ai bandi non triennali, ma semestrali, a più annuali, e a mettere l'esigenza che l'amministrazione si pone come assolutamente obbligatoria, non potete non avere un direttore artistico, non potete non avere un social media manager. Prima ne bastava uno per tutti gli spazi, in più con una platea partecipata non c'era più bisogno di direttore artistico. Nel momento in cui imponi in ogni bando un direttore e un social media manager, sta crescendo i costi di base di ogni singolo appalto, stai mortificando la possibilità di creare queste relazioni di governance collettiva e quindi inevitabilmente stiamo andando in vacca l'intero sistema, per dire di diverso. Detto questo, ritorniamo cosa sta succedendo oggi? Siccome queste gestioni non si vengono più neanche così, stanno arrivando a pensare di
portare a quella che era prima la finanza di progetto la gestione di questi spazi rispetto al solito articolo dei lavori pubblici che ti consente di fare dei progetti innovativi che oggi si chiamano partenariati speciali pubblico-privati. È esattamente la finanza dei progetti prima, non viene meno, però è cambiata la forma giuridica. Quindi il libro, per noi che stiamo andando in quella direzione e per la città che deve comunque confrontarsi con questa nuova scelta, diventa strategico perché dà veramente quasi una timeline da seguire per cercare di capire come superare l'attuale situazione, spiegare all'amministrazione che oggi sta per cambiare, chiunque arrivi domani, che c'è un tempo nuovo, c'è un'opportunità straordinaria di più rispetto al passato, in più. E l'opportunità è di pensare sì, anche rispetto al singolo spazio, ma con una visione che può diventare davvero quello che era 15 anni fa, cioè un distretto culturale cittadino che può diventare di città metropolitana, in cui puoi anche ragionare per spazi singoli, ma in una visione collettiva in cui i servizi, come i vostri service lab, sono unici per tutti. Si crea un tavolo di progettisti, 3, progettiamo per 15 luoghi, non per uno. Questo è un momento straordinario in più, in cui nelle casse della regione ci sono 3 miliardi non spesi dalla Giunta Solinas. C'è l'intero POR da progettare e tutto il PNRR che non si è ancora mosso di un solo centesimo. Ci sono circa 10 miliardi che stanno viaggiando e sono fermi. Okay? Quindi abbiamo 5 anni di fronte a noi, in cui veramente c'è la possibilità di fare un salto di qualità straordinario, riuscendo a portare anche a livello regionale a ragionare con le città grandi, ma anche con i piccoli centri, per fare in modo che tutto questo diventi un unico ragionamento culturale, in cui c'è bisogno davvero di shift-on che hanno fatto già il percorso, perché ciascuno di noi, torniamo al caso di Cosenza, non lo potremo raccontare. Cioè, se anche fossimo in grado di essere ascoltati, non saremmo comunque creduti, quindi abbiamo bisogno di esperienze esogene. Detto questo, innovazione e campi d'arte. Torniamo al punto di partenza, perché io continuo a pensare che bisogna cercare di focalizzare un po' di più i tuoi alleati e le tue sfide. Salve a tutti, sono Franco Giorgio. Porto avanti da 11 anni un progetto che ha luogo nelle campagne di Ustra, all'interno di Cagliari, e il progetto si chiama appunto Campi d'Arte. Campi d'Arte, che dire, dall'inizio ha voluto unire diversi aspetti, che sono natura, arte, eventi, design e cibo. Questi aspetti all'interno dello spazio e all'interno del... non so se mi sentite, proverò a parlare più forte. Comunque, questi 5 aspetti hanno dato un po', hanno plasmato un po' lo spazio, hanno plasmato un po' la ricerca che ha fatto lo spazio, sia come chiamarle le arti mi sembra un po' ripetitivo, le chiamerei forse le arti è anche la parola giusta, comunque co-progettisti alla fine dello spazio, perché noi ci siamo aperti a tutte le realtà di Cagliari e dintorni della Sardegna, più o meno, o, diciamo, societari o associazioni o semplici gruppi di persone, di movimenti, di culture, di sottoculture, perché è anche importante dire che anche Cagliari si dà molto spazio, ma a me si dà spazio veramente alle sottoculture, che in realtà secondo me sono la cultura che poi fa nascere tutti gli altri livelli. Anche un altro aspetto, il discorso secondo me delle piazze, che a Cagliari le città stanno distruggendo la vita delle piazze, e quindi dare degli spazi sani, aperti, di scambio, di confronto è un po', non dico neanche la sfida, perché alla fine è anche la mancanza che c'è una comunità, quindi è la chiave di successo, tra virgolette, però sinceramente parlando non è che sia stato programmato prima, diciamo, una cosa che comunque è successo nel tempo, che organizzazioni appunto o sottoculture si siano avvicinate al nostro spazio chiedendoci supporto, chiedendoci visibilità. Questo dire di sì sicuramente poi ha plasmato lo spazio, che è uno spazio che si plasma ogni settimana in maniera diversa, perché ora come ora, che siamo aperti anche come il turismo, veramente offriamo un pacchetto culturale molto molto ampio, che va dalla passeggiata
in campagna a dei laboratori per bambini, a spettacoli, concerti. Diciamo che la nostra programmazione è molto completa, che è molto ampia, molto varia, e sicuramente diamo spazio e ascoltiamo varie energie che ci sono non dette, che non ci sono che mancano spazi. Ecco, mancano spazi e interlocutori sani che portano avanti degli spazi. Anche a Cagliari c'è una grande mancanza, si è parlato della manifattura tabacca, che è uno spazio immenso che doveva nascere come spazio di ascolto per le associazioni perenne, invece alla fine è uno spazio più di se stesso che rimane lì dov'è. Anche adesso non fanno niente neanche lì, cioè sta diventando veramente tragica la situazione, quindi per la fortuna veramente c'è da lavorare, quindi vorrei che, perché poi secondo me se tutto il tessuto culturale sale, tutto sale dal fatto di vivere meglio la società, dal fatto del confronto più sano, sicuramente porta con sé tante cose buone, ma non lavoro nel senso economico, capito? Lavoro nel senso di produzione di contenuti, di far vivere gli spazi, di far vivere le persone tra loro e creare degli scambi. Questo dovrebbe essere fondamentale per una giunta comunale, per un progetto culturale, a prescindere, ma anche da un bar a Cagliari, voglio dire. Poi questa cosa di non far vivere più le piazze a me è un po' sconvolta, lo devo dire, mi pesa un po', ecco. Però sicuramente ci possono essere delle centri culturali che fanno o si prendono quell'aspetto di far vivere una situazione, una mentalità, un'atmosfera, diciamo, tipo piazza, e comunque uno spazio chiuso e protetto, c'è il rischio della piazza. Comunque, complimenti per il progetto Magneti, che mi sembra che in vari aspetti sinceramente rispecchia molto quello che ho provato a portare a Capilarte, e sentirlo dire in una situazione così grande, perché va bene gli stati sono veramente enormi, quindi il testamento è coinvolto, sono moltissime, rispetto e anzi diciamo che le amministrazioni di consigli dovrebbero prenderlo come caso studio e chiedere magari come avete fatto, via, si può fare. E poi quante volte è anche più facile di quello che si dice, basta lasciare spazio, per me non si lascia spazio. Come dici, lascio tutto al Dio e non parlo veramente mai, non do veramente mai l'opportunità a qualcuno di esporre, di presentare il proprio percorso. Questa cosa qui è tragica. Ok, facciamo un altro giro, altre due suggestioni. Intanto nel libro è illuminante per me il passaggio dall'inglese all'italiano. C'è stato un momento in cui, evidentemente all'interno del gruppo si è proprio deciso, sapete che è vero che siamo partiti dal fatto che certi termini non li avevamo, comunque era più bello parlare in inglese, e poi invece no. E poi altre due cose straordinarie, secondo me, che sono un po' la vittoria della democrazia. Da una parte la pratica della pazienza è una delle regole e delle, come dire, suggestioni che il libro dà, e infine creare lo spazio per il sì. Una delle cose belle che mi ha fatto ricordare e che, come dire, mi ha fatto ritornare alla memoria tutte le volte che forse anche io ho detto no a qualcuno che ci chiedeva di fare delle cose che non mi sembravano in linea con la vocazione dello spazio, con la destinazione d'uso, con gli input dell'amministrazione, eccetera, eccetera. E invece no. Probabilmente lasciare gli spazi ai sì, praticando appunto la pazienza, potrebbe essere un'altra delle chiavi di volta per riuscire a ripensare un luogo rispetto a quello che nell'immaginario collettivo invece dovrebbe essere. Quindi vi chiederei anche su questo di fare un approfondimento e poi facciamo un altro giro con Alice e Francesca e con il Sami. Allora, tutto il linguaggio progettuale, possiamo dirlo, anche se non usa l'inglese, usa comunque spesso un idioletto, cioè una lingua gergale, tecnica, che aspetta. Sì, un po' di burocratese, un po' di progettese, un po' di barnese, no? Cioè termini che a volte ci si capisce solo fra di noi, banalmente.
E se poi entriamo nell'ambito dell'innovazione, del service design, del design per l'innovazione, già la stessa parola design è una parola che mutuiamo dall'inglese, e più semplicemente a volte potremmo parlare di progetto, così come ieri per esempio a Sassari ci siamo trovati a discutere terminologicamente su due termini, envisioning e immaginazione. Envisioning, che in inglese ha un senso molto pratico anche, no? Di guardare in avanti, di essere visionari, di mettere anche a terra, perché l'envisioning è una fase tecnica precisa di un processo di design. Giusto, ti vedo annuire e mi sembra che ci siamo, no? E io che sono un italianista comunque, cioè io la mia matrice di studi è proprio molto classica, quindi mi avvicino all'inglese cercando sempre di capire che cosa significa, perché non è la mia lingua madre, anche se la studio, ma il mio idioletto, tra virgolette, è sempre in italiano. Ogni tanto io sconfino e uso semplicemente l'italiano. E a me sembra che in certe fasi di progettazione serva l'immaginazione, cioè una parola italiana. E poi a noi che cosa ci suscita? A volte ci suscita un elemento proprio di fantasticheria, ci suscita l'idea di stare ad occhi aperti a sognare. C'è un momento proprio quasi di estraniamento dalla realtà, in cui immaginiamo di avere davanti a noi magiche per cui possiamo trasformare l'esistente. Quando immaginiamo di parlare con comunità diverse, effettivamente quello che dovremmo riuscire a suscitare è proprio questa magica possibilità di trasformare l'esistente. E si inizia in effetti dalla lingua che usi, cercando di trovare una koiné, una lingua comune. Come faccio a far parlare un progettista culturale, uno che si occupa di robotica, quindi uno che nasce, posso dire, più nel mio mondo, uno che si occupa di robotica, magari è una matrice più scientifica, e inizia però a fare laboratori di didattica. Un altro che anche se ha una fondazione di impresa, quindi diciamo giuridicamente appartiene al terzo settore, però poi culturalmente appartiene al mondo corporate, al mondo di impresa, qui già dico mondo corporate, capite? Quindi vuol dire che ha proprio un altro linguaggio, un altro modo di intervenire. Come faccio a farli parlare insieme? Fai dire, non come uno faccio spazio, tu fai il palinsesto, tu fai il bistrò, tu fai la formazione e l'educazione dei giovani, ma devo fare un tutt'uno, cioè uno deve entrare in un circuito, deve tenere per prendere un caffè e finire a partecipare a una roba di robotica o mettersi a cucire o entrare dal cucito e poi andare a partecipare alla giuria teatrale. Quindi entrare da un lato e poi finire senza saperlo in qualcos'altro. Dobbiamo inventarci una lingua nuova. E questo chiede un enorme credito di fiducia. Le organizzazioni che entrano in questo processo, le organizzazioni che sono entrate in questo processo, hanno fatto inizialmente un enorme dono di fiducia e forse questa è una parola che io assimilo a pazienza, ci lanciavi poco fa. E se vuoi lascio continuare a ruota libera a questo punto, perché anche se stiamo entrando nel tecnico. Sì, provo a proseguire. Inizialmente Fabrizio ci hai suggestionato con la visualizzazione dell'interno del mare, no? Si può trovare un fiume, no? E come facciamo all'interno di questa immensità a trovare il fiume? Uno dei modi è quello di definire dei principi che l'organizzazione condivide e intende seguire. Questo è il modo per iniziare a circoscrivere un flusso che crede negli stessi principi. Lo spazio per il sì è uno di quei principi. Quindi lo spazio per il sì incarna una modalità con cui queste organizzazioni si approcciano, che significa stare in ascolto, significa costruire sulle idee degli altri, significa accogliere le idee, quindi non c'è mai
qualche cosa che è sbagliato e non va bene, ma c'è qualche cosa che si può magari modificare, dove insieme si può trovare una chiave per rendere, diciamo, proficua all'organizzazione, e aggiungo la cultura dell'errore. Come dicevamo prima, questo non è un modello che cala dall'alto con un'architettura non intesa come architettura dell'edificio, ma intesa come architettura di un'organizzazione fatta e finita, ma è un organismo che si forma e si modifica nel tempo. E quindi molto importante rimanere sempre in ascolto, capire dove si può virare, dove si deve strambare, per utilizzare dei termini nautici che amo molto, e questo è creare una cultura dell'errore, quindi rimanere sempre in ascolto, costruire sulle idee degli altri e, diciamo, attivare una modalità che ti consenta di modificarti rapidamente per arrivare a un punto insieme. Quindi questo è un pochino quello che mi ero segnato, e forse per integrare sul tema della pazienza, che è un termine che hai utilizzato molto spesso, che secondo me è molto l'idea, avere tutte queste organizzazioni insieme e farle lavorare insieme con lo stesso obiettivo, è un lavoro di cucitura continua. È un lavoro di cucitura continua dove si cerca di valorizzare tutte le realtà che ci sono, si cerca di incentivarli a stare nel posto giusto, con la responsabilità giusta. Il nostro ruolo è stato quello di far sì che le cose potessero accadere, ma volute, facilitate, mai imposte. Ecco, quindi la governance è stato veramente, secondo me, questa metafora che ho utilizzato rende meglio di tutte l'idea, un lavoro di cucitura continua, e credo che lo dovrà essere per sempre. Ok, perché è un organismo che si modifica, un organismo che deve accettare i cambiamenti, fa parte di quella cultura. Ecco, quindi anche da qui ci allontaniamo molto dai sistemi di governance classica, no? Anche informale. Quindi è un approccio al progetto comune che segue tutti questi principi un po' nuovi, e che, attenzione, è più faticoso, è molto più faticoso di un sistema che impone, che delega e fa scendere delle convinzioni di un leader o di un gruppo di leader. Quindi qui si tratta proprio di valorizzare e facilitare delle leadership diffuse che fanno accadere delle cose nei diversi punti di questa organizzazione, che si abilitino appunto a continuare a farle accadere in autonomia o insieme agli altri, ragionando come un sistema e non come delle individualità. Ok, mi sa che ci siamo, mi sa che il tempo vola velocissimo. Riprenderemo un concetto, questo è la cultura dell'errore, soprattutto perché mi riporta alla mente il rischio come strategia. È il fallimento come il punto di partenza. Quanti fallimenti e quanti errori? Ok, grazie per essere sempre la prima. Allora, vabbè, lo stai chiedendo a me che effettivamente vivo nel mondo dell'innovazione tecnologica e delle start-up innovative, dove praticamente il mantra è fallisci spesso, fallisci presto, cioè fai subito un'esperienza di fallimento, perché sarà il bagaglio, diciamo, di competenze, l'esperienza migliore della tua vita, perché sicuramente ti insegnerà che cosa non ripetere. Quindi comunque nel mondo dell'impresa il fallimento, diciamo, vabbè, che culturalmente in Italia è un po' una voglia di negatività, in realtà diciamo, negli ecosistemi innovativi più avanzati tipo la Silicon Valley, il fallimento è un grande valore. Detto questo, per me Open Campus è una piccola esperienza di successo.
5 minuti, l'unica cosa che quello che mi sento dire dopo aver ascoltato tutte le discussioni è che forse diciamo noi tre, queste tre esperienze vengono totalmente dal mondo privato che poi si interfaccia con altri privati o anche pubblica amministrazione. Questa di Manetti Marelli, quelle che abbiamo citato, Manifattura Tabacchi o anche tutti i centri culturali d'Italia, sono invece, diciamo, fanno parte di quegli spazi della cultura dove il pubblico e il privato, diciamo, nascono embedded, no? Cioè il pubblico e il privato ci sono già, devono esserci dalla nascita e quindi a volte io dico, sempre, a volte quando sento certi racconti anche molto complessi, 20 anni, 15 anni, eccetera, di fallimenti, anche a volte dico, meno male che lavoro nel privato e che il pubblico lo cerco quando, tra virgolette, è un valore che mi interessa, eccetera, eccetera. Però appunto mi sembra che tutte queste tre realtà siano un po', viaggiano su questo. È un'imboscata per me. Anche Magnete è privato. Ok. Da parte delle Ok. Ok. E perché è privato, cioè i soggetti sono del terzo settore, ma sono soggetti privati. Certo. Funziona per quello. Sì, potete anche interrompervi e interagire. Beh, giusto per dire che il privato alla fine riesce ad avere quella marcia in più che il pubblico sembra che non deve avere, diciamo, perché è tutto già fatto e scritto, e questa cosa magari porta a avere una più ricettività, non si va piuttosto che sulla pensione, però. No, sicuramente è più complesso, ecco, è più complesso, certo, perché se magari nel tuo progetto privato devi mettere assieme un tot di stakeholder, e poi soprattutto nel pubblico interviene tutto le procedure, i processi, la burocrazia, eccetera, eccetera. Quindi era solo per dire che io a volte dico e niente, e quindi sicuramente per me è una piccola esperienza di successo, sicuramente ascolto è una delle nostre parole chiavi, quello che vi sento di dire su questa comunità che noi cerchiamo di creare attorno all'innovazione e l'innovazione tecnologica è che a volte, almeno questo è un po' la nostra prospettiva, non sempre bisogna avere per forza coinvolgere tutti in tutto, perché noi magari spesso abbiamo tante proposte, tante attività, eccetera, a volte forse le comunità, le gruppi, bisogna un po' pensare come degli stormi di uccelli che prendono tanti voli diversi, a volte qualcuno si aggrega, poi se ne va, poi torna, e poi magari torna per qualcosa a cui tu non avevi pensato, dici, ma guarda, questo pensavo fosse interessato alla musica, invece torna per fare il cineforum. Quindi, insomma, questo è un po' il nostro approccio. Allora, fallimento, devo dire che io come Alice in questo momento mi sento di vivere un momento di fioritura e di successo, devo dire. Però è un momento che è nato sicuramente da tutta una fase di fallimenti, la fase in cui vivevo male il mio lavoro e per me questa frase, la cultura cura, vale non solo per le persone che ne fruiscono, ma che deve valere per chi lavora nel produrre cultura e far circolare la cultura. E quindi questi fallimenti, che poi si ripercuotevano anche nella mia vita personale, li ho dovuti curare e trovare un modello che mi facesse stare bene, un tipo di lavoro che mi facesse stare bene. Non facesse solo stare bene gli altri per i quali io organizzavo delle cose bellissime. E quindi sì, lo ricollego a questo il fallimento, oltre anche all'errore che ho avuto nel momento in cui sono passata all'impresa, perché avevo totalmente l'ignoto di fronte a me, non essendo io imprenditrice né avendo genitori in famiglia che mi avessero dato nessun tipo
ma di mentalità, di modi di lavorare. Ho dovuto fare un lavoro su me stessa per passare a questo nuovo modello ed era anche un tipo di modello che non era al momento presente in Sardegna e quindi per me non era proprio chiaro come sarebbe andata, cioè era proprio un salto nel buio. Quindi per un po' sì, ho tremato parecchio lavorando nel definire, nel provare a ideare che ispirandomi ovviamente ad altre realtà di lui, però cercando di indicare un contesto locale dove non c'erano tantissimi esempi di imprenditori nel settore artistico. Ecco. Quindi non avevo grandi riferimenti e quindi niente, lo ricollego a quel periodo lì, alla paura e al terrore, che poi fortunatamente invece sono spariti e nascono tante belle cose, insomma, tanti aspetti, affidandosi un po' all'ignoto e al rischio. Questo è. Esattamente quello che pensavo sarebbe venuto fuori. Qualche domanda? Qualche intervento? Suggerimento, suggestione? Abbiamo una valdetta che può portare il microfono ovunque. Aspetta, prendo il microfono, se no non si sente da casa. No, sì. Sono incuriosita dalla sostenibilità economica. Sì. È sempre un po' il tasto da me. Sì, posso iniziare. Se volete inizio. Però lascio completare le domande. Inizio col contropiede. Abbiamo prima pensato a esigenze, bisogni, forme, ricerca, piatti da apparecchiare, tavoli da apparecchiare, piazze da vedere piene, per tornare, cioè abbiamo immaginato. Se avessimo pensato, fra l'altro comunque dovete capire che lavorare in un contesto come quello milanese, lavorare con una fondazione bancaria come Fondazione Carico ha a che fare prevalentemente con costruire progetti che devono stare in piedi. E devono stare in piedi in quel senso lì. Cioè Carico è un alleato, sostenitore importantissimo per i progetti della Lombardia, ma anche funziona con un principio proprio di autonomizzazione e responsabilità. Ti sostengo una volta. Prima di sostenerti verifico che tu sia veramente capace di assumere il rischio di tutta una serie di variabili, non ti butto in acqua alta, verifico, una volta che verifico che tu possa camminare bene e andare in autonomia. Questo è un quartiere che si raggiunge con una certa difficoltà, quindi non siamo in una Milano facile, dove hai, non so, gli affitti, le affittanze, adesso lo dico come un termine estremamente volgare, ma insomma tanto per capire, per non dire ok, che ci mette subito in posizione. E diciamo, in certe aree di Milano reggono il budget che avrebbe dei buchi di rosso veramente micidiali. Un'area di Milano che si raggiunge con un certo tipo di difficoltà per una città così densa, faticosa di trasporti, per cui un'oretta ci vuole da punto a punto. Io vivo nell'area nord di Milano, per arrivare in questo quartiere un'ora, questo quartiere è sempre nell'area nord, quindi c'è un tema di mobilità che ancora si sta risolvendo, vuol dire che non è facilissimo da affittare, per esempio nella settimana del design o nella settimana moda X, Y e Z, che sono naturalmente quasi sempre delle grandi opportunità per chi vive in una città come Milano. Quindi diciamo subito che questo tipo di vantaggio non ce l'ha. E quindi mettere insieme il budget in questa situazione, mettere insieme in qualche modo la sostenibilità, non è stata un'impresa semplice, però è arrivato dopo aver messo insieme le idee, dopo aver messo insieme delle organizzazioni che avessero voglia di sostenere in modi diversi
questo è anche importante, il rischio di impresa, quindi la grande cooperativa, il PAC, sicuramente una liquidità che permette di assumere un po' meglio questo rischio di impresa, le piccole associazioni, le piccole organizzazioni hanno una quota di rischio di impresa, non sono avulse, hanno una quota proporzionale al loro ruolo e poi noi l'abbiamo cercato di mettere insieme con una membership e tutto un ragionamento abbastanza lungo e complicato da descrivere, ma che nel libro è descritto. Poi forse meglio ancora sul modello di sostenibilità e Emanuele può entrare. Grazie. Quindi secondo me la parola chiave che tra l'altro che risponde anche a ciò che poco fa abbiamo commentato, la parola chiave è proprio il rischio di impresa. Quindi a valle di questa immaginazione che è nata dai bisogni abbiamo ideato un modello di sostenibilità che prevede appunto degli income, una parte vengono da bistrò, una parte vengono da un'unità interna alla governance che abbiamo chiamato Project Lab. Questo Project Lab sostanzialmente conta sulla galassia di organizzazione che fanno parte da Magnete e dalla capacità di rispondere dei bandi mettendo insieme competenze e intelligenze differenti. Questo è un bel modo di fare sistema. In modo classico, individuale, che risponde a un bando, anche un'ATI organizzata per rispondere a quel bando. Immaginate di lavorare insieme con tante organizzazioni, iniziare a conoscersi, conoscere i talenti, le competenze di tutti gli altri e decidere di rispondere insieme a dei bandi di questo genere, che ha portato dei risultati quasi immediati. C'è poi un servizio che è il bigliettato, cioè dei format culturali che prevedono un biglietto. Questo servizio sicuramente è più sostenuto, più che sostenere è più sostenuto, perché l'obiettivo è comunque di avere un bigliettato molto accessibile, ok? Quindi non è di certo il servizio che sostiene, forse è un servizio che è sostenuto. E poi abbiamo il tema dell'affitto spazi che, come diceva Noemi, non è caratterizzante perché Milano è una città che è molto più appeal nelle parti centrali, ci sono delle zone che sono quelle ricercate appunto per organizzare grandi cose. Sicuramente il luogo periferico non è così affascinante, però con la logica del definire prima i contenuti e poi il contenitore, cioè quando abbiamo messo insieme tutte queste organizzazioni abbiamo scoperto che tipi di servizi volevano erogare all'interno, abbiamo appunto co-creato questo palinsesto, no, di attività formative, culturali, legate al bistro, quindi stiamo ancora parlando di contenuti. Solo a quel punto abbiamo deciso come doveva essere fatto il contenitore. No, molto spesso invece il processo è inverso, io ho un contenitore, accetto i vincoli e capisco un pochino che cosa ci posso fare dentro. Quindi qui invece abbiamo lavorato più sulla parte software, diciamo così, anche se non mi fa impazzire, però credo che renda l'idea. Questo cosa ha portato ad avere un allestimento che è stato progettato da uno studio che si chiama Studio Gisto, che è un allestimento iperversatile, che consente a quello spazio di trasformarsi molto rapidamente. Cioè io posso avere alle 5 un workshop con i bambini e questo allestimento tutto su ruote che si integra e si modifica, così come posso avere mezz'ora dopo un concerto di pianoforte e la sera un workshop in una zona dello spazio e qualche cos'altro che accade in un'altra zona dello spazio. Quindi è un allestimento ben progettato, creativo, versatile, che consente anche la polifunzionalità. Quindi sicuramente non fa leva come altri luoghi di Milano per la sua centralità, la sua innovazione in termini di allestimento, però è molto caratterizzante perché è stato concepito in una modalità che consente di ospitare veramente servizi molto diversi tra di loro, con una grande rapidità appunto di sé. Ecco, se è scivolato a un certo punto.
Quindi questo è un po' il punto. Secondo me il tema del rischio di impresa è necessario, quindi avere un modello sostenibile, quindi pensare come appunto un modello debba far fronte ai costi e comunque avere l'obiettivo di fare profitto, questo sì. Il tema del rischio di impresa è fondamentale perché porterà quella governance ad andare a coricarsi ogni sera e a svegliarsi ogni mattina con il problema positivo, no, di dover sostenere quel pezzettino della sua impresa. E quindi quando Francesca parlavi del terrore, forse il fallimento è una parola con cui dobbiamo sforzarci di fare un po' amicizia, perché in effetti in America la prima cosa che ti dicono un grande investitore: quante volte sei fallito? Zero. Torna, vai a fallire 2 o 3 volte e poi torna, che ne parliamo. Quindi questo sì, però credo che anche la paura che tu nominavi è poi quel motore che ti tiene vivo, ti tiene responsabile sulla tua impresa, ti rende generativo, ti rende creativo, ti fa prendere delle decisioni per fare in modo che quella cosa, quel pezzetto anche tua, deve alla fine funzionare e quei conti devono guadagnare. Trovo sempre molte più similitudini con gli altri progetti. Come concetto generale, il pavimento è importante come step di crescita. Per quanto riguarda Caprinate, se posso, noi abbiamo iniziato il progetto in maniera molto spontanea, l'abbiamo iniziato a 25 anni con 2 colleghi di Milano del Politecnico, forse per semplicità d'animo, diciamo, pensavamo che bastasse fare una cosa per avere la legittimità di farlo, diciamo. Capitante poi nel tempo è diventato sempre un punto di riferimento sempre più grande e quindi una certa, diciamo, ci è stato detto: guardate che state facendo una cosa che non potete, quindi alla fine prima non l'ho raccontato, noi siamo un'azienda agricola, vedo anche mia madre, ho piacere di vederli. Che dire, mio padre ha iniziato questa attività 50 anni fa, questa attività che facciamo nascere cucine, appunto, di capitale degli spazi in disuso all'interno dell'azienda, per ogni 4 capannoni da 1000 metri quadri l'uno, tutto terreno su 16 ettari, quindi comunque uno spazio molto grande, e noi abbiamo iniziato a riattivare uno di questi spazi, il primo capannone, così lo chiamiamo, diciamo. Questa è andata bene per i primi 3 anni, poi appunto stiamo diventando troppo grandi e le forze dell'ordine, diciamo, in più per loro, ci hanno detto: ragazzi, non è che potete fare così. Quindi grandi idee, abbiamo diventato artisti internazionali, concerti, laboratori, portavamo tra virgolette cultura, anche se forse era illegale come cultura, non si guarda così. Quindi il fallimento forse è stata l'ingenuità di questo, però è partire da quel punto, poi ha dato una linea molto più, secondo me, più dal basso, appunto, come sottocultura, che poi quando abbiamo chiuso abbiamo scelto poi con la famiglia, appunto, i miei genitori, che ringrazio, e c'è anche mia sorella del team, abbiamo scelto di intraprendere un investimento aziendale per riqualificare degli spazi, un investimento che stiamo ancora pagando a 10 anni dall'inizio, un po' vecchio mutuo, diciamo, però si fa, quindi c'è paura, c'è ansia, c'è tutto, però sicuramente grazie al fatto che si parte da un'azienda che comunque lavora all'azienda agricola, a questo risettaggio di questi spazi che dopo 3 anni abbiamo quindi lavorato 3 anni, poi siamo rimasti tutti bravi per 3 anni, ma comunque la città mi chiedeva ancora: ma quando riapre, quindi sembrava che ci fosse la necessità di avere uno spazio che si confronta, diciamo, con le attività culturali come lo fa Capidarte. E quindi ci ha dato la forza anche d'animo e di spirito di intraprendere appunto questo rischio di impresa, che comunque fa parte, secondo me, del gioco. Volevo tornare poi al concetto delle collaborazioni, del CDC. Questa cosa sì, la porta avanti, diciamo, però comunque tu devi essere il referente di questi gruppi, sottoculture, cioè nel senso che devi interfacciare con loro, no? Noi non affidiamo mai lo spazio e ce ne andiamo. Noi lo spazio comunque collaboriamo nel progetto, quindi se uno ci porta un progetto, noi lo prendiamo come anche nostro. Quindi
riallestiamo lo spazio, gli diamo una cornice più adeguata possibile al contenuto che si viene proposto. Questo comportarsi, questo modo di approcciarsi al progetto, poi io sono un designer, sono un progettista, quindi per me è tutto un po' un progetto, porta però a aumentare la qualità del progetto stesso e quindi di caratterizzare un'esperienza per chi viene e per chi produce quel contenuto culturale che ci viene proprio. Ok, praticamente siamo arrivati veramente alle battute finali perché vi abbiamo tenuto un'ora e circa. Dunque, la prima cosa che mi viene da dire a Noemi e a Emanuele, sicuramente il libro andrà così veloce che dovete fare una ristampa presto, dovete inserire il rischio inconsapevole come strategia, perché questo è assolutamente funzionale. E quindi Magnete, concludiamo con queste 3 parole, ci insegna che sicuramente per ideare un nuovo spazio culturale credo che siano essenziali le parole investimento, scelta, non per caso, la competenza, la visione, l'apprendimento collettivo e continuo, la cura del processo più che la cura del prodotto e soprattutto la cura del tempo. E con questo mi saluto. Noi dobbiamo dire. Scusa, grazie. Poi volevo solo invitarvi all'appuntamento Lettura di domani. Domani presentiamo il libro di Valentina Mira, dalla stessa parte mi troverai al Teatro di Santa Eulalia alle 19. Oltre all'autrice ci sarà anche la protagonista del libro, una storia vera, molto, molto drammatica del nostro paese, quindi siete tutti invitati. Grazie.